Una vita spesa per gli altri, che si è spenta per gli altri, recuperando il valore della giustizia e della legalità. È la figura del giudice Rosario Livatino, che ha ispirato stamane la visita del percorso tematico sul giudice stesso del presidente nazionale dell'Azione Cattolica Franco Miano. La casa, la stele, è il luogo di lavoro, il tribunale, momenti di vita del giudice Livatino. Che emozione ha provato? Beh, sicuramente è una grande emozione perché l'emozione che si prova di fronte ad una vita donata, ad una vita spesa per gli altri, ad una vita che si è spenta per gli altri. Questo è sempre un segno importantissimo di cui abbiamo molto bisogno, cioè abbiamo bisogno nelle nostre realtà di persone che fanno seriamente il loro lavoro e lo fanno fino in fondo e che si spendano per gli altri senza esitazione. Abbiamo bisogno di recuperare con più forza il valore della legalità e della giustizia. Questo di fatto ci testimonia una figura bella come quella di Rosario Livatino, una figura in cui la fede e la vita vanno insieme, non sono due realtà separate, in cui le parole e le azioni vanno insieme, non sono separate. Questa è la testimonianza, una testimonianza più grande. Agrigento è territorio di frontiera, territorio in cui sono presenti numerosi problemi, la disoccupazione, la criminalità organizzata, ma anche questo grande afflusso e la gestione dei migranti. Certamente oggi vi sono dei problemi molto grandi. Noi anche come Azione Cattolica Nazionale abbiamo ribadito con forza la richiesta allo Stato di riuscire a farsi tramite con l'Europa di un'attenzione più complessiva a questa realtà. La generosità e la solidarietà dei siciliani e degli abitanti di Lampedusa è grande e tuttavia c'è bisogno che complessivamente lo Stato e l'Europa affrontino questo problema, che è un problema ben più vasto, è il problema del Mediterraneo. La presenza del Presidente nazionale dell'Azione Cattolica testimonia questo luogo di frontiera, questo luogo dove al di là dei problemi territoriali, dei problemi sociali, è stato testimoniato come luogo di legalità dall'esempio del giudice Livatino. Sì, e su quell'esempio si sta innestando un'autentica scuola di formazione. Livatino è stato ucciso 23 anni fa, da 22 anni abbiamo trovato la formula di celebrarne la memoria, non in chiave commemorativa ma in chiave di impegno. E ogni anno si tiene qui da parte del Consiglio Superiore, ma sotto la nostra cura e sollecitazione, una giornata di studio per i giovani magistrati, perché è essenziale accoppiare alla formazione tecnica un modello di comportamento, di deontologia e di impegno. Oggi la situazione dell'organico al Tribunale è stata ed è difficilissima, siamo quasi al 50%. Per fortuna le nostre sollecitazioni sono state raccolte, a gennaio l'ufficio potrà rispondere meglio con un organico adeguato a tutte queste esigenze, ma soprattutto quello che è importante è però che ci sia uno spirito particolare che animi, che opera in magistratura in questa sede, che è terra veramente di missione, nel senso che si deve rispondere con un impegno straordinario ma con mezzi ordinari a queste emergenze. E in questo senso la testimonianza data dall'esempio di Livatino è valida non solo perché opera qui, ma ovviamente sta diventando un modello in campo nazionale.